Un cordiale bentrovati a voi tutti in questo salotto dedicato alla lettura di Telebelluno ed Edizioni DBS, qui alla libreria Quattro Sas di Rasai di Seren del Grappa. Oggi seguiremo le tracce di una vicenda che quasi 100 anni fa animò la cronaca nera di un Veneto prossimo alle devastazioni della Grande Guerra. Lo scrittore trevigiano Gian Domenico Mazzucato ne ha tratto un romanzo avvincente ambientato sul Montello, la collina proibita del titolo del libro, Delitto sulla collina proibita per l'appunto. La trama del libro è singolare. Siamo nel 1909. Un bambino, Americo Geiger, viene trovato impiccato ai margini del bosco dove si era recato a rubare un po' di legna. È delitto davvero o suicidio? Oppure è una morte accidentale? L'inchiesta è difficile, si dipana fra l'omertà che scatta in un borgo di poche anime perduto nella foresta collinare e l'onestà di qualche testimone che vorrebbe raccontare quanto ha effettivamente visto. La voce narrante è quella di un religioso, un parroco, Don Fervido, un uomo dal passato burrascoso che prima di vestire la tonaca ha partecipato anche ai moti milanesi del 1898 per poi diventare cacciatore di balene. La legge troverà il colpevole, che non vi sveliamo per non togliervi il piacere della lettura, ma i non so e in un ricordo tra i testimoni sono tanti e al lettore resterà il compito di andare oltre in una fitta rete di intrecci, domande e reticenze che fanno ben respirare l'atmosfera difficile del paese teatro di questa assurda morte. Come scrive Mazzucato, non si tratta solo di fare giustizia per la morte di Abele, ma anche di capire le ragioni di Caino, perché il giorno dopo la sentenza si torna a vivere e nella vita paesana un equilibrio di convivenza bisogna pur trovarlo. È un legal thriller dunque, ma anche un viaggio fra i miti e le paure della terra veneta. Un viaggio compiuto grazie anche alla capacità narrativa e di introspezione di Mazzucato, noto a livello nazionale come autore tra gli altri di testi quali Veneto Scuro, Il delitto della contessa Oniga o Matto de Guerra, pluripremiata opera teatrale. Lo abbiamo incontrato, sentite cosa ci ha detto. Come nasce questo libro? Beh, come al solito il mio libro nasce da un fatto di cronaca, un fatto reale. Questo è il secondo delitto di cui parlo esplicitamente nel titolo, 20 anni dopo il mio primo delitto, il delitto della contessa Onigo. Questo è un fatto di cronaca accaduto nel Vicentino, la morte di un bambino, Americo Geiger, trovato impiccato ai margini di un bosco. Per raccontare questa storia io ho sentito il bisogno di trasferirla, di trasportarla da un'altra parte, portarla sul Montello, il bosco proibito per eccellenza che ho raccontato nel mio secondo romanzo, Il bosco veneziano, il bosco Montello che è stato per 500 anni precluso ai montelliani. E l'ho portato lì. Una sera viene trovato questo bambino impiccato ad un albero. È stato un gioco, è stato un suicidio o è stato semplicemente una punizione andata troppo oltre? Come faccio sempre, questo delitto sulla collina proibita è un legal thriller, come faccio sempre, io metto tutte le cose, tutti gli elementi, tutte le vicende in mano al lettore che si trova ad essere il vero autentico giudice della vicenda. Voglio anche dire che per me raccontare un delitto significa soprattutto innescare un'analisi sul contesto sociale in cui quel delitto prende corpo, si verifica, procura delle conseguenze. Qui siamo in un paese che io ho chiamato il paese del Santo Angelo Custode, per far capire che è quel posto, cioè il paese di Santi Angeli in cima al Montello, ma non è proprio quel posto, è un luogo ma un non luogo. E il meccanismo che mi ha tirato dentro, che mi ha coinvolto, è studiare come all'interno di una piccola comunità si faccia strada una consapevolezza, una verità
e anche la certezza che il giorno dopo il verdetto ci sarà un colpevole, non ci sarà, bisognerà in quella piccola comunità ristabilire un equilibrio. E il compito apparterrà, proprio andrà come un pesante fardello sulle spalle del parroco del paese, Don Fervido. Il libro è raccontato nella prospettiva di Don Fervido, anzi nasce dal suo diario che io fingo di aver ritrovato. Raccontare una vicenda attraverso gli occhi di un prete è una scelta scellerata per uno scrittore, perché il prete per definizione, per contratto si può dire, è tenuto al segreto confessionale. Io lo faccio parlare attraverso questo diario. E con questo, anche per questa settimana, dalla libreria Quattro Sas di Rasà e di Seren del Grappa, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla stessa ora, fra 7 giorni, per una nuova puntata della libreria di Telebelluno ed edizioni DBS. Grazie per averci seguito e buoni libri e buone letture a tutti.